benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Inchiesta del nostro telegiornale dopo l'omicidio del bracciante marocchino ucciso a coltellate 10 giorni fa da un caporale delle campagne. Uno stagionale, lavoriamo ogni giorno all'alba senza nessun contratto. Loro soldi e noi fatica e malattia. Movida violenta a Palermo, 3 giovani arrestati per la sparatoria e la rissa di dicembre davanti a una discoteca. Da allora un susseguirsi di violenze e aggressioni all'origine di paura, rabbia e tensione fra residenti e commercianti. Si poteva salvare il giovane di Niscemi caduto nel pozzo e morto per ipotermia per soccorrere il cane? L'angosciante interrogativo dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania, sempre sotto organico per l'emergenza. I colleghi partono da Palermo o da Reggio Calabria. Buche cucite davanti al magistrato dei 3 autori della strage di Altavilla, i legali sono in carcere in isolamento ma si proclamano innocenti. Gli investigatori indagano sulla setta Fratelli di Dio attiva in zona. Sempre più vasta la mobilitazione dei trattori in Sicilia, manifestazione a Palermo davanti alla regione, rispuntano i forconi, ma le proteste si vanno frammentando. Catania, emergenza spazzatura a San Cristoforo, roghi di cumuli di rifiuti in via Alogna, l'immondizia non raccolta blocca via Toledo. San Valentino, tutto esaurito nei ristoranti per le cenette romantiche. A prenotare i tavoli per stasera non solo giovani. L'amore, sottolineano le coppie, non ha età. Calcio, turno infrasettimanale in Serie C, Catania in trasferta sul campo del Latina. Lucarelli può contare anche sul nuovo acquisto a Endoge. Il Messina, che sogna i play-off, ospita il Sorrento. Bentornati. Dopo l'omicidio del bracciante marocchino ucciso a coltellate 10 giorni fa a Paternò da un caporale delle campagne, parla uno dei migranti stagionali. Siamo a migliaia, senza contratto, sudiamo dalle 5 del mattino tutto il giorno per raccogliere le arance, i caporali si fanno i soldi, noi fatica e malattia. Lorena Dolci. Si sveglia la mattina alle 5 e loro profittano, guidano e prende un sacco di soldi. Guarda, lui prende 10-12 per operai, 8 euro a testa, senza lavoro. Perché lui che fa il passaggio. Noi solo fatica e malattie che prendono alla fine. Loro prendono soldi, noi prendiamo malattie. Loro sono i caporali. Lui è un bracciante marocchino, raccoglie arance a Paternò. Lo chiameremo Mohamed, ma non è il suo vero nome. Ha accettato di raccontarci come vivono migliaia di migranti come lui, sfruttati nelle campagne. Lo fa di spalle perché ha paura. Qui, qualche giorno fa, un altro marocchino è stato ucciso a coltellate proprio da un caporale per una minima differenza nella paga. Io ho paura, anche io ho detto la verità, però io ho paura perché la gente non capisce. Io voglio parlare tanti tempo voglio parlare, perché così non va bene. Io voglio tutte regole. E questa è la sua verità sul caporalato, che nel triangolo Paternò-Biancavilla-Drano, con la raccolta delle arance, diventa un fenomeno di massa. Chi vi viene a prendere? Il capo, c'è il furgone, prende l'operaio e portare l'operaio nel giardino. Quando finisci, raccoglie l'operaio come animale e scendi tutti qua in piazza. Loro si prendono una percentuale. Il caporale prende 1,40 e paga l'operaio 90, 80. Vedi quando prende al cassetto lui, sacco di soldi. Loro vogliono le ragazzi clandestini, non capisci lingua, non capisci leggi, non capisci niente. Basta che voglio lavorare. Anche mi dici fare buco qua alla terra voglio fare perché bisogna. Loro profittano. Un mondo oscuro e senza leggi. Nonostante le denunce e l'inasprimento delle pene, per i sindacati il 90% dei contratti di appalto non sono registrati. Chi ci guadagna sulle spalle di questi nuovi schiavi? La protesta dei trattori di questi giorni ci dice che non sono i produttori, ma chi organizza la raccolta e il commercio. Tutti questi segmenti si introduce un sistema di illegalità e di impunità che sicuramente avrà anche coperture da più parti. Norme su questo che vanno ad intervenire su questa parte
di fatto non ce ne sono, non occorre soltanto un controllo, occorrerebbe l'esercito. L'inchiesta di Lorena Dolce andrà avanti prossimamente. Adesso la movida violenta a Palermo. 3 giovani arrestati per la sparatoria e la rissa di dicembre davanti a una discoteca. Da allora è stato un susseguirsi di violenze, aggressioni all'origine di paura, rabbia e tensione tra residenti e commercianti. Applicato per la prima volta il decreto Caivano. Tonino De Mana. Gli spari, il fuggi generale, il panico in via Lumia, che si scopre un luogo pericoloso, tanto che i residenti formeranno un comitato per chiedere a gran voce l'intervento dello Stato. E lo Stato ha risposto con l'applicazione del cosiddetto decreto Caivano, che prevede misure di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Così l'episodio del dicembre scorso ha portato all'arresto di alcuni dei protagonisti. Su richiesta della Procura di Palermo diretta da Maurizio De Lucia, il GIP ha emesso una misura cautelare per 3 persone indagate per rissa aggravata e per porto in pubblico di arma da fuoco e sparo in aria. In manette sono finiti Marco Cucina, 30 anni, Salvatore Miceli, 21 anni e Salvatore Emanuele, di 27, coinvolti nella rissa durante la quale il 10 dicembre scorso vennero sparati decine di colpi di pistola in pieno centro sotto lo sguardo impietrito dei passanti nel cuore della movida. Il fatto accaduto il 10 dicembre scorso davanti a centinaia di avventori di pubblici locali si inserisce, si legge in una nota della Procura di Palermo, in un momento storico in cui diversi sono stati gli episodi che hanno rischiato di mettere in crisi la sicurezza pubblica nelle strade cittadine, ma in relazione ai quali, forte ed immediata, è stata la reazione repressiva dello Stato e il dinamismo della Procura e delle forze dell'ordine. Gli arresti in applicazione del decreto Caivano chiudono il cerchio sul dicembre nero di Palermo, anche se in tema di sicurezza tanta strada resta ancora da fare. Incidente mortale questa mattina a Messina sulla trafficata viale Bozzetta. La vittima è un 84enne investito da un'auto guidata da una donna mentre attraversava la strada sulle strisce. Per ore il traffico è andato in tilt con lunghissime code. Vigili del fuoco sott'acqua. A Catania, nucleo sommozzatori con gravi carenze d'organico, spesso costretti a fare partire per le emergenze i colleghi da Palermo o addirittura da Reggio Calabria. E forse si poteva salvare il giovane caduto in un pozzo a Niscemi per soccorrere il cane, è morto per ipotermia. Tonino De Mana. È morto per ipotermia in fondo ad un pozzo nelle campagne di Niscemi nel tentativo di soccorrere il suo cane Ares, e forse si sarebbe potuto salvare anche lui. Salvatore, strano scherzo del destino, non ce l'ha fatta. È rimasto troppo tempo in acqua ad aspettare qualcuno che potesse tirarlo fuori. Chi poteva fare qualcosa oltre ai vigili del fuoco di Gela potevano essere i sommozzatori di Catania, che però quel giorno non erano in servizio, visto che a rotazione il turno viene coperto dai colleghi di Palermo e Reggio Calabria. Poteva essere una tragedia evitabile, quella accaduta a Niscemi, se il nucleo sommozzatore di Catania avesse avuto le unità per garantire H24 il soccorso tecnico urgente. Noi da anni rivendichiamo che in Sicilia ci devono essere 2 nuclei completi. È assolutamente inammissibile che debba intervenire Reggio Calabria o Palermo. A Niscemi è toccato quindi ai sommozzatori di Palermo immergersi nel pozzo dove era precipitato Ares, ma per Salvatore era troppo tardi. È un fiume in piena Carmelo Barbagallo dell'USB che da diverso tempo denuncia le carenze di organico dei vigili del fuoco di Catania. Mancano attualmente 14 unità per avere un nucleo H24. È stato aumentato di categoria, ma le unità non arrivano, anzi diminuiscono, perché con i pensionamenti e i passaggi di qualifica si rischia di chiudere quotidianamente, così anche come la sezione navale e le sezioni generiche. Medaglie di cartone e poi dopo l'evento si dimenticano della nostra categoria. È dimezzato il nucleo dei sommozzatori, spesso sott'acqua, per lavoro. E di fatto. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giovanni Barreca, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e 2 figli nel corso di un farneticante esorcismo, e i suoi 2 complici. Altri nuovi particolari sulla mattanza di Altavilla Milicia vengono fuori di ora in ora. Marco Gullà.
Nervoso, provato, visibilmente scosso. Tramite le parole del suo legale, Giovanni Barreca si è mostrato così davanti al GIP nel carcere di Pagliarelli a Palermo per l'udienza di convalida del fermo. È un uomo ancora sotto shock, ha detto il legale, che ha ribadito di volere bene alla sua famiglia e di non essersi reso conto di quello che è successo. Sia Barreca che la coppia amica, accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sabrina Fina e Massimo Carendente continuano a dichiararsi innocenti. Intanto emergono nuovi dettagli sempre più macabri sulla mattanza di Altavilla Milicia. I fratelli sarebbero stati torturati e percossi per almeno 48 ore con fili elettrici, arnesi da camino e catene. Entrambi sono stati trovati con strofinacci in bocca e legati. Il tutto potrebbe essere iniziato giovedì sera perché, come racconta questo imprenditore titolare di un ufficio postale privato ad Altavilla, Antonella Salamone, la moglie di Barreca, giovedì pomeriggio era ancora viva. Giovedì 8. Giovedì pomeriggio? Sì, giovedì pomeriggio alle 16:15. Dove? Davanti alla mia agenzia. Qua, ad Altavilla Milicia. Era serena, tranquilla. Tranquilla. Sì, tranquilla. Antonella si confessava con noi, ogni tanto si confessava con noi e diceva che voleva andarsene da questo paese. Le indagini degli investigatori si concentrano anche su possibili sette sataniche collegate ai 3 indagati. La procura non conferma e nega la loro esistenza in zona. Sarebbe stato il bimbo di 5 anni a raccontare al fratello maggiore di aver sentito parlare di demoni entrati in casa e che sarebbero arrivate delle persone che si facevano chiamare fratelli di Dio a liberare la famiglia. Operazione antidroga a Messina, 26 le persone arrestate, il gruppo operava a fondo fucile, coinvolto anche un infermiere a servizio della banda criminale, vendeva tamponi dell'azienda sanitaria e firmava falsi certificati. Francesco Triolo. 13 persone in carcere, 13 ai domiciliari, il bilancio del blitz antidroga effettuato questa mattina a Messina, conclusione di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e condotta dalla squadra mobile su un gruppo criminale guidato da 3 fratelli dedito allo spaccio di stupefacenti nella zona del rione Fondofucile. L'inchiesta è partita nel 2020 quando, durante una serie di controlli sul territorio e di perquisizione effettuate in alcuni locali e abitazioni della zona, è stata scoperta un'attività di spaccio e detenzione di droga. Da quel momento gli inquirenti hanno tenuto sotto controllo la famiglia ritenuta al vertice dell'organizzazione. Intercettazioni telefoniche, ambientali, visione delle immagini delle telecamere installate e numerosi riscontri all'attività di spaccio hanno fatto emergere l'esistenza di un vero e proprio sodalizio che si occupava di tutte le fasi: approvvigionamento, custodia e lavorazione della droga, poi rivenduta sul territorio cittadino ed in provincia, soprattutto a Barcellona, Milazzo e Villafranca. È emersa nel corso delle indagini la posizione di un infermiere in servizio in una struttura ospedaliera della città, in contatto con i componenti dell'associazione, disponibile all'occorrenza a svolgere per conto loro varie attività, tra cui anche quella di intermediario per la cessione di qualche dose ad altre persone. Lo stesso infermiere sarebbe stato invischiato in altri illeciti come altri 5 colleghi che durante l'emergenza sanitaria da coronavirus si sarebbero appropriati di kit e di tamponi dell'azienda ospedaliera, impiegandoli per l'esecuzione del test da effettuare privatamente a pagamento. L'infermiere indagato inoltre avrebbe compilato false certificazioni attestanti l'esito negativo di tamponi mai effettuati. L'operazione è stata condotta da circa 120 agenti, arrivati anche dalle altre questure siciliane e calabresi. Vediamo questo servizio. Quelli che sentite sono i colpi d'arma da fuoco sparati il mese scorso a Piano d'Api, una frazione vicino alla Ciriale. In mattinata un pluripregiudicato è stato fermato dai carabinieri proprio per questo tentato omicidio. Vittima un giovane di Piano d'Api appunto. Altre 4 persone sono state denunciate. Trattori anche oggi in marcia contro le politiche agricole dell'Unione Europea, ma la protesta è disgregata. Oggi a Palermo manifestazione sotto il Palazzo della Regione. Gli allevatori del dittaino pronti a invadere Enna e si rivede, dopo 12 anni, il movimento dei forconi. Luca Ciliberti. Tutti chiedono tutele e rispetto per il mondo agricolo, soprattutto sulle scelte dell'Unione Europea, ma la protesta corre su binari spesso separati tra movimenti e leader improvvisati che non rappresentano in modo unitario tutto il comparto. Così in Sicilia vanno in scena manifestazioni disordinate che faticano a trovare punti di riferimento. Stamani a Palermo, davanti al Palazzo della Regione, si sono riuniti i trattori di San Valentino, una protesta cavalcata politicamente dal leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca.
Le richieste degli agricoltori sono sempre le stesse, è una protesta che condanna le politiche europee verso le multinazionali e l'OMG, non valorizzando più i terreni e dando dei contributi per non coltivarli e per favorire, loro dicono, il green con i fotovoltaici. E io la terra come la coltivo? Ditemelo voi mi dovete spiegare, perché io voglio fare il mio lavoro, ho la terra e dobbiamo coltivare la terra. Se finisce l'agricoltura, che è quello che vuole fare l'europea, perché si è venduta l'Europa, che si è venduta alle multinazionali, se finisce l'agricoltura, mi dite voi come andrà a finire? Il presidio degli allevatori ed agricoltori, che da circa un mese staziona alla rotonda del Dittaino sulla A19, invece si sposterà domani a Enna Bassa. In queste ore si è risvegliato, dopo 12 anni, anche il movimento dei forconi, che mette insieme anche gli autotrasportatori, che annunciano un raduno organizzato domenica a Caltanissetta. Quello che viene fuori per queste sfilate, per queste raccolte negli ovili, perché così sembra, dei trattori, quasi un'umiliazione per trattori e soprattutto per gli uomini delle campagne. Quindi se questa è la risposta, credo davvero che ci sia bisogno di resettare tutto e ripartire. Da stasera alcune delle proteste si sposteranno a Roma, ovviamente in giorni differenti. Più numerose le rotte di Ryanair da Catania e Palermo per l'estate 2024, ma i prezzi non scendono. Irrisolto anche il deficit di collegamenti. Per la compagnia irlandese la soluzione non sta negli sconti regionali, ma nell'abolizione delle tasse di soggiorno. Manlio Viola. Abolire le tasse locali di imbarco e di sbarco e le tasse di soggiorno. E questa è l'unica strada per far crescere voli e turismo e abbattere i costi, evitando il balzello continuo del caro voli. È la richiesta forte lanciata da Ryanair e sostenuta anche dal Codacons in occasione della presentazione della nuova stagione estiva in Sicilia. La compagnia irlandese annuncia un incremento dei voli e delle frequenze, 5 tratte in più su Catania, dove nel complesso diventano 40, una in più su Palermo, dove diventano 41, ma con l'aumento delle frequenze su 15 rotte esistenti, 5 aeromobili nuovi con un investimento di $500 miliardi. Ma la Sicilia resta in deficit di collegamenti, soprattutto con il resto d'Italia, un deficit che insieme al caro voli incide sulla vita dei siciliani e sul turismo. La chiave per aumentare la capacità è ridurre i costi di accesso, dice il CEO Ryanair Eddie Wilson. Per Ryanair il sistema degli sconti regionale non è sufficiente, tanto che la compagnia non ha aderito. Serve invece togliere le tasse locali, come ha fatto il Friuli Venezia Giulia, che ha scelto di abolire questi balzelli e ne ha ricevuto nel tempo risultati significativi di crescita. Tocca ora al governo regionale siciliano abolire l'addizionale, dice ancora Wilson, e la tassa sul turismo, che non esistono in destinazioni turistiche simili a quella siciliana come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta. A fronte di questa abolizione, Ryanair sarebbe pronta a rispondere accelerando la connettività e la crescita del turismo sull'isola, aggiungendo oltre 3 milioni di passeggeri, creando nell'isola 2.600 posti di lavoro, 1.200 dei quali a Catania, altrettanti a Palermo e i restanti fra Trapani e Comiso, potenziando la connettività nazionale e internazionale e infine offrendo tariffe più basse per cittadini e visitatori. Intanto, per festeggiare il lancio della nuova stagione su Palermo e Catania, Ryanair offre 3 giorni di sconti con tariffe a partire da €21,99. A Catania adesso emergenza rifiuti nel quartiere di San Cristoforo. Via Toledo è sbarrata da spazzatura pericolosa. In via Alogna rifiuti bruciati ai bordi della strada. La rabbia dei residenti che chiedono le telecamere. Giusy Lazzara. Siamo qui in via Toledo, una via che è stata sbarrata da che cosa? Dai rifiuti di tutti i tipi, anche pericolosissimi. Ci sono vasche di Eternit, copertoni, materassi bruciati, insomma c'è veramente di tutto. Siamo al buio, pieni di topi, prostituzione, persone, sporcizia. I nostri figli non possono più uscire da casa perché ovviamente abbiamo paura. Mi dicono i turisti, vedo le macchine che si fermano e lanciano i sacchetti. Per noi che lavoriamo, essendo che abbiamo questa struttura qui, c'è una cosa che ci imbarazza. Ci spostiamo di poco in via Alogna, dove la spazzatura ai bordi dei marciapiedi viene bruciata. Tante volte ha preso a fuoco la spazzatura, mentre che stiamo nel sonno entra tutto il fumo a casa mia, che ho dei bambini, 3 minori.
e quindi dobbiamo scappare di casa perché è pericoloso. E sale nel frattempo l'esasperazione dei residenti. È dall'estate del 2023, prima delle elezioni, che noi abbiamo fatto questa richiesta per quanto riguarda le telecamere, non è stata mai accettata. Vogliamo più sicurezza, vogliamo più controlli, perché siamo proprio al degrado, siamo totalmente al buio qui. Su Via della Concordia c'è un'altra emergenza legata alla sicurezza stradale. Dal 2009, dalla morte di mio cognato, quindi chiediamo i dossi in gomma per rallentare i veicoli, perché questa è una strada ad alto rischio di velocità. E nel frattempo si continua a rischiare per gli incroci e le strisce pedonali scolorite. Voltiamo pagina, oggi regali, fiori, vacanze romantiche per gli innamorati che festeggiano San Valentino. A Catania è boom di cenette in coppia e nei ristoranti dove è tutto esaurito ci sono le liste d'attesa. Emanuela Corsi. Rose rosse, cioccolatini, cuori, peluche. Per San Valentino le strade delle città parlano d'amore e gli innamorati di tutte le età si preparano a festeggiare il giorno più romantico dell'anno. Il regalo che ci siamo fatti è quello di stare insieme, trascorrere insieme una giornata con nostra figlia, che è il nostro regalo più bello. Siamo usciti per comprare qualcos'altro, un orologio d'oro. Come regalo? Eh sì. Qualcuno ne approfitta per una fuga romantica a Catania. We live these days, we love Italia. Italia is the best country to celebrate. Today is Valentine's Day. Yeah. Questi ragazzi ci dicono che visiteranno la città e stasera andranno a cena. L'amore infatti non è solo nell'aria, ma anche a tavola e nei locali è boom di prenotazioni. No, le prenotazioni sono già chiuse, puoi venire qui e metterti in lista d'attesa se preferisci. Cucina italiana, cucina tipica siciliana, ma anche sushi, coreano, messicano. Qui nel cuore di Catania per questa sera tutti i locali sono al completo. Siamo pieni, abbiamo tutto il locale prenotato, ovviamente solo coppie. E quindi quando chiamano ormai basta, non c'è più posto? No, li mettiamo in lista d'attesa perché comunque considera la cena si suppone sia abbastanza veloce, magari andranno a passare la serata da qualche altra parte. Il primo orario qual è per cenare? Già dalle 7 si comincia con diversi turni, 7, 20:30, 22:30, ma diciamo che siamo tutto full, tutto pieno, qualcosa forse si dovrebbe sbloccare verso le 22:30. E cosa si mangia? Qual è il menù degli innamorati di questa sera? Noi prevalentemente prepareremo del pesce, poi stiamo preparando dei piatti giusto per la festa, quindi sto facendo una pasta ripiena, chiaramente con dei cuoricini, con una vellutata di ricciola, ci sto ancora pensando e strutturando giusto per il pranzo. Per me il trucco sta più che altro nella coppia, magari l'intesa si trova poi lì e poi attraverso il cibo si scatenano poi altri sentimenti che non si possono dire magari in televisione. Ingredienti afrodisiaci. Sì, esatto. Cose esotiche, ricette particolari. Non solo piatti a tema, ma nelle strade della movida catanese anche iniziative dedicate agli innamorati. C'è questo prompt che girerà in tutti i locali e gli innamorati possono farsi le foto all'interno. Se poi taggano i locali o il profilo di Via Santa Filomena, noi poi creeremo dei contenuti e li faremo girare. Viva San Valentino, facciamo una breve pausa, tra poco il calcio, oggi turno infrasettimanale in Lega Pro, Catania in trasferta a Latina, Messina in casa con il Sorrenzo. State con noi. Calcio, oggi turno infrasettimanale in Serie C, il Catania, reduce dal pareggio interno con la Casertana, sarà di scena alle 18:30 a Latina. Lucarelli può contare anche sul nuovo acquisto Endoci. Marco Carli. Cercare il risultato per recuperare l'autostima. Il Catania si ritrova sempre allo stesso punto, nonostante i cambiamenti effettuati in panchina e nella dirigenza a novembre sul mercato a gennaio. Eppure, magari eccessivo da dirsi visto che i rossazzurri non vincono da un mese, gara interna col Brindisi, e da allora non hanno segnato mai più di un gol a partita. Eppure, si diceva, non è ancora troppo tardi per trovare la svolta. Il match spartiacque sarà sicuramente il ritorno della semifinale con Rimini fra 2 settimane, ma bisogna arrivarci al meglio. E allora il calendario propone l'infrasettimanale
settimanale di Latina. Periodo non brillante nemmeno per i laziali, reduci però dalla vittoria di Brindisi. Ora noi il nostro obiettivo è sul qui e ora e si chiama Latina, perché è una possibilità di una partita che ci potrebbe permettere di agganciarli, visto che loro in questo momento sono al 10° posto. Il tecnico, che può contare fin da subito sul nuovo acquisto Ndoi, l'ex Brescia giocherà con la numero 6 e sul reintegro in rosa di Marsura deve fare i conti con le assenze note oltre a quella di Peralta. Mancherà lo squalificato Sturaro, ma indubbiamente il tecnico ha più frecce al proprio arco rispetto alla partita di Picerno, quando in distinta c'erano solo 18 giocatori, di cui 15 di movimento. Lucarelli pensa di inserire Celli di nuovo a sinistra, Cassellini e Rapisarda contemporaneamente in campo, Welbeck e Teio ancora titolari, davanti Costantino. L'allenatore valuta se riproporre Marsura. Potete seguire Latina Catania attraverso Studio Stadio, il programma di Telecolor che vi racconta le partite degli etnei. Collegamento dallo stadio, commenti da studio, a fine gara le interviste, 3 ore live per vivere insieme la partita della squadra di Lucarelli. Il Messina, con il vento in poppa, va all'assalto del Sorrento per avvicinarsi alla zona play-off. Le assenze non preoccupano Modica, che può contare sull'entusiasmo del pubblico. Sergio Colosi. L'occasione è unica da cogliere al volo. Dopo quasi 3 anni con l'unico pensiero rivolto alla salvezza, per la prima volta il Messina, che oggi ospita al Francoscoglio il Sorrento, indirizza le sue attenzioni anche alla prima metà della classifica. Scortata da un ritrovato entusiasmo in città, la squadra di Modica dopo Avellino ha aperto il cassetto dei sogni. Lo dicono i numeri: 13 punti nelle ultime 5 giornate, 4 quelli di ritardo dai play-off e 8 di vantaggio sui play-out. Ma con un risultato positivo contro il Sorrento, il Messina potrebbe ulteriormente allontanarsi dalla zona pericolosa, in considerazione del doppio scontro diretto Foggia Monopoli e Virtus Francavilla Turris. Le assenze in casa Messina non fanno più notizia, né visti i precedenti complicano più di tanto le scelte di Modica. Mancano Salvo e Pacciardi, Polito e Rosafio convocati ma per la panchina, turnover minimo quasi in blocco confermato l'11 di Avellino, possibilità per Firenze. Fumagalli in porta, Manetta e Dumbravano centrali, con Lia e Ortisi ai lati, Franco e Frisenna a centrocampo, con Ragusa e Mausso e Zunno a supporto della punta centrale Plescia. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.